E io sono particolarmente contento di vedere Carlo Tasca e Emiliano Salvato perché sono, diciamo, i pionieri. Io ricordo una cosa, ricordo che quando abbiamo cominciato avevamo un'aula vuota e i banchi sono arrivati dopo e siccome non c'era nessuno che ci aiutava a portare i banchi al secondo piano, gli abbiamo detto ragazzi i banchi bisogna che li portiamo su. Ma la cosa che era importante era lo spirito che si è creato. Io però li ho chiamati perché volevo che vi dicessero delle cose e in prima battuta chiedo loro di dire, intanto di presentarsi un attimo e di dire qual è stata la loro esperienza, cioè qual è il loro ruolo adesso in azienda, qual è la loro azienda e diciamo un po' il percorso che hanno fatto. Cominciamo con Emiliano. Buongiorno a tutti, ciao, io mi chiamo Emiliano Salvato e sono in Carel, non so se avete mai sentito nominare questa azienda. Allora, Carel è un gruppo che ha sede principale a Brugine, Padova, e di cosa si occupa? Di progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per la refrigerazione e condizionamento, soprattutto verso le industrie. Quindi si parte dal controllo che vi indica la temperatura all'interno di un banco frigo o dei bottle cooler della Coca-Cola, fino a applicazioni di, ad esempio, inverter per motori, per l'efficienza energetica, oppure all'umidificazione, il controllo dell'aria, della temperatura, dell'umidità all'interno di server informatici. Carel è un gruppo, tanto per darvi un po' un'idea, con più di 1600 dipendenti nel mondo. Il fatturato del 2018 è stato di 280 milioni con un utile di 50 e gran parte di questo utile viene utilizzato per investire in ricerca e sviluppo e nell'automazione all'interno della produzione. Cosa interessante, l'anno scorso, a metà dell'anno, Carel si è quotata in borsa, questo per ricevere ulteriori fondi per acquisire altre aziende che operano sempre nel campo della refrigerazione e del condizionamento. Ne sono state acquisite 2 per un totale di 80 milioni per poter essere ancora più capillare in zone dove c'è molta crescita. All'interno dell'azienda di cosa mi occupo? Allora, io sono entrato quando ho iniziato il corso nel 2011 come stagista all'interno del team dell'ingegneria di produzione, quindi che segue tutti gli aspetti tecnologici per quanto riguarda la produzione, e mi occupavo di manutenzione autonoma. È una branchia della Lean. La Lean Production, penso che forse i ragazzi delle superiori l'hanno sentita nominare, ma sicuramente chi è all'ITS la conosce. È quella filosofia che punta all'efficientamento della produzione, alla riduzione degli sprechi all'interno della produzione, così che l'azienda possa continuare a essere competitiva nel mercato, perché è un mercato molto dinamico il nostro, soprattutto poi dopo la globalizzazione. Mi occupavo di questa funzione, quindi manutenzione autonoma, cioè coinvolgere i manutentori che conoscono le macchine e gli operatori per lavorare in team e prevedere ogni possibile guasto, così da migliorare l'efficienza della macchina. Finito lo stage, mi è stata data la possibilità, dato che avevo offerto delle soluzioni tecniche all'azienda, mi è stata data la possibilità di entrare sempre nel team dell'ingegneria, però nel reparto di test. Di cosa mi occupo quindi ora? Ora seguo tutti i macchinari sotto l'aspetto di programmazione, di richiesta al fornitore di acquisto, quindi tutte le specifiche tecniche, per le nostre schede elettroniche, perché noi produciamo schede elettroniche, quindi il collaudo di quelle schede al 100%. In questo ruolo mi occupo anche di percepire da parte del cliente qual è la sua richiesta. Faccio un esempio: la scheda, l'inverter, deve controllare 2 motori,
un ciclo semplice al posto di uno, il cliente richiede questo e noi nel team dell'ingegneria andiamo a modificare la macchina perché possa verificare che l'inverter possa testare, possa pilotare 2 motori, quindi viene fatto il test automatico sulla nostra scheda. Ecco, questo è un po' il quadro generale di quella che è stata la mia esperienza lavorativa. Tenete conto che io ho iniziato nel 2011 e quindi ad oggi, con i 2 anni di stage, sono 8 anni che sono in quell'azienda lì e posso dire di essere soddisfatto perché in tutto il mio percorso sono stato affiancato da persone con una competenza professionale senior, cioè persone esperte che mi hanno dedicato del tempo e che mi hanno fatto crescere. Bene, Carlo invece? Grazie. Io mi chiamo Carlo Tasca e lavoro in una ditta che si chiama Mevis SPA, non so se avete mai sentita, a Rosà, vicino a Bassano. Mevis è una ditta che è nata come bollificio circa 60 anni fa e da lì si è evoluta e è cominciata a entrare in altri settori, come per esempio l'elettrodomestico, l'elettromeccanico e principalmente l'automotive. Abbiamo attualmente un fatturato di 85 milioni e sviluppato su 3 sedi, la principale in Italia appunto a Rosà, una seconda sede in Slovacchia che è nata circa una decina d'anni fa e poi abbiamo aperto anche una filiale in Cina circa 5-6 anni fa. Ho cominciato lo stage lì in Mevis sempre nell'ambito della manutenzione però all'interno dell'ufficio tecnico. Quindi io dovevo agire nei vari macchinari che già esistevano all'interno dell'azienda per riuscire a portare qualche miglioramento. Per esempio una macchina che non era ottimizzata al 100% ma poteva dare qualcosa in più, lì io ho sempre affiancato con altre figure presenti all'interno dell'azienda con molta esperienza, andavo a progettare qualcosa che poteva migliorare l'efficienza di questi impianti e quindi riuscire a essere più competitivi nel mercato per Mevis. E da lì man mano sono cresciuto finché sono entrato effettivamente all'interno dell'ufficio tecnico, quindi allo stato attuale sono all'interno di questo team di 10 persone e progetto principalmente impianti automatici. Sono stato molto contento di questo percorso perché nei 2 anni soprattutto di ITS ha consentito a me e all'azienda di avere possibilità di conoscersi. Quindi non ero sovraccaricato di lavoro finché ero all'ITS, avevo molte persone all'interno dell'azienda che potevano seguirmi e insegnarmi a lavorare e per l'azienda ha avuto modo anche lei di riuscire a conoscermi, a capire quali erano le mie potenzialità e dove effettivamente potevo andare a finire e dove sono adesso. Correva prima una diapositiva che diceva perché scegliere l'ITS. È una domanda che faccio a loro alla luce dell'esperienza che hanno avuto in questi anni e chiaramente con l'idea anche che possano darvi qualche suggerimento, visto che parlano a dei loro pari sostanzialmente, cioè a dei ragazzi che stanno per cominciare alcuni e per compiere una scelta altri. Questa domanda mi sta abbastanza a cuore, ma parecchio anche. Parto con un esempio. Immaginate di dover recuperare una materia, soprattutto i ragazzi delle superiori, perché siete stati insufficienti. Avrebbe senso durante l'estate, ad esempio questa materia è matematica, avrebbe senso durante l'estate studiare italiano o storia? Non credo che sarebbe saggio e avreste investito bene il vostro tempo se faceste questo, perché il vostro obiettivo, la vostra richiesta è quello di superare l'esame di matematica. Allora, oggi siete davanti a una scelta, quella di come investire il vostro tempo per il futuro. Allora, quello che c'è da capire, che è importante capire, è cosa è richiesto dalle aziende adesso. Io porto dei dati trovati in internet, potete vederli anche voi. Secondo la 149esima indagine di Federmeccanica, nell'ultimo trimestre, inizio del 2019, dice: non esistono più figure generiche, ma tutti devono avere competenze specifiche che provengono dal percorso di studi. C'è uno scostamento molto marcato tra domanda, quindi quali sono le persone che escono dalle scuole,
e offerta. Le aziende lamentano una mancanza di competenze e di personale qualificato. E in questo contesto le nostre istituzioni cosa fanno? Riducono le ore di alternanza scuola-lavoro e i soldi che danno le scuole. Quindi l'ITS qui entra vincente. Perché? Perché la formazione non è solo più teorica, anche se c'è, perché deve esserci, ma è anche pratica. E quindi l'ITS cosa dà valore? Alla richiesta delle aziende, perché vi affianca delle persone esperte che vi trasmettono la loro esperienza, perché gran parte delle richieste che trovate anche se andate nei siti di ricerca lavoro è di persone qualificate tecnicamente con esperienza. Come fate ad averla se appena usciti da scuola? Non ce l'avete. L'ITS vi dà questa esperienza. Quindi l'ITS, secondo me, concludendo, ha due punti forti. Il primo è la teoria, perché ha moduli di 20, 30, 40 ore che spaziano su tantissime materie, ok? Portati avanti da professori nella maggior parte universitari, quindi si alza anche l'asticella della formazione. Questi moduli poi sono ovviamente compressi, però voi se avete il desiderio di approfondirli potete farlo, perché questi professori vi danno le basi per poi studiare. E poi la seconda cosa vincente che ha è che l'inserimento in azienda è fatto con un progetto ben definito, quindi avete degli obiettivi da perseguire, si allineano i tutor aziendali con quelli scolastici, e quindi la crescita non è a caso, ma è tracciata. Quindi l'azienda investe su di voi e ovviamente non spenderà 2 anni per niente, ma vuole poi valorizzare la vostra esperienza, e quindi, come si è visto prima nella slide, i dati parlano, il 99% degli studenti è poi assunto all'interno dell'azienda. Bene, Carlo? Beh, direi che quello che ha detto Emiliano è molto azzeccato. L'unica cosa che volevo aggiungere è l'importanza del team working all'interno dell'ITS, che secondo me a livello universitario o sicuramente di scuola superiore nessuno offre. Questo perché è importante? Perché in azienda nessuno lavora da solo, nel senso che anche se siete, come per esempio sono io, un progettista, il progetto non lo seguo completamente da solo. Diciamo che alcune parti sì, però ho dei momenti di riesame in cui devo confrontarmi con altri tecnici che dovranno poi utilizzare gli impianti che io ho progettato, e devo avere a che fare con dei project manager che mi danno degli input su come fare questi impianti, e quindi il lavoro è sempre con un mix di persone, d'accordo? E la cosa che punta molto, l'azienda punta molto su queste cose, cioè sul fatto che un ragazzo che arriva in azienda sappia già lavorare con altra gente insieme, perché se uno non è abituato a fare queste cose qua, l'azienda deve un po' insegnargli a lavorare con gli altri, e comunque è una dote che non è innata, quindi questa può essere una buona palestra per lui durante l'ITS. E ripeto ciò che ho detto prima, cioè che secondo me è un ingresso graduale nel mondo del lavoro. A me è capitato prima di diplomarmi che diverse aziende mi chiamassero per offrirmi posti di lavoro, però lì si va un po' alla cieca, nel senso che nessuno di voi ha mai lavorato prima, per cui non sapete neanche cosa chiedere, cosa vi diranno e se effettivamente il posto che vi offrono è qualcosa che vi aggrada, perché non conoscete quella realtà. Con l'ITS riuscite a entrare in azienda, a entrare nel mondo del lavoro prima di diventare dei lavoratori, per cui riuscite a capire molte cose, il comportamento che dovete avere all'interno di un'azienda, cosa lei può darvi e cosa voi potete dare a questa azienda, e quindi è una palestra di prova prima di entrare effettivamente nel mondo del lavoro. Grazie, mi avvio e credo che non ci siano indicazioni migliori che quelle che possono essere date da dei ragazzi che adesso si può dire sono avviati a una carriera di successo, e possiamo dirlo perché hanno finito nel 2013, per cui sono sempre rimasti nella stessa azienda e sono cresciuti nella stessa azienda.